Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Incontri sul Web, l'appuntamento con Centro Studi Dialogo per condividere presentazioni, interviste, incontri. Come è possibile aiutarci in questo nostro lavoro? È semplicissimo e vi prenderà pochissimo tempo. Innanzitutto mettete un like a questi nostri video e condivideteli sulle vostre pagine. Questo è un consiglio importante per rendere ancora più diffusa la visione di questi nostri video. Il discorso poi è similare anche per quanto riguarda il nostro canale YouTube, dove potrete trovare tutti questi incontri filmati. Sul canale YouTube è semplicissimo, anche lì mettete un like, iscrivetevi al nostro canale e schiacciate anche la campanella in modo che vi verrà inviata una notifica tutte le volte che caricheremo un nuovo video. Tutti questi video che condividiamo sulle nostre pagine e anche tutta la nostra produzione editoriale sono a titolo totalmente gratuito. Chiunque di voi potrà appunto vederli, condividere, scaricare. Abbiamo però un paio di sistemi per poterci aiutare. Basterà andare sul nostro blog e lì appunto troverete un paio di sistemi per poter aiutare il nostro lavoro, o con la vostra carta di credito oppure con un bonifico bancario. Per ora non mi resta che ringraziarvi e tolgo il disturbo e vi auguro una buona visione del video di questa sera. Ciao a tutti gli amici che stanno seguendo questa nuova puntata di Incontri sul Web. Come avrete visto dal titolo della puntata, dall'anteprima che è appena uscita, ci rechiamo in Friuli e a questo punto non possiamo altro che ringraziare il nostro ospite, il professor Ferruccio Tassin, che salutiamo molto cordialmente e ringraziamo ovviamente per essere il nostro ospite. Ciao Ferruccio e buona giornata. Ciao, grazie a voi. Io saluto tutti gli ascoltatori con un gran cur e us auguri ogni ben, salute e fortuna. Benissimo, allora direi che siamo proprio partiti col piede giusto, perché un saluto in friulano era proprio quello che ci voleva per partire con questo nostro incontro. Dunque, avete visto dal titolo che dobbiamo parlare di storia scomoda. Perché? Perché nelle terre friulane sono avvenuti molti episodi, soprattutto in due periodi della storia del XX secolo, che sono stati praticamente cancellati dalla storiografia ufficiale. E stiamo parlando di quanto avvenne durante la Prima Guerra Mondiale e alla fine della Prima Guerra Mondiale, e successivamente anche quanto avvenne durante il regime fascista. Però di questo parleremo più avanti. Ora soffermiamoci su quanto avvenne nel periodo storico all'intorno della Prima Guerra Mondiale, e cioè qual era la situazione in Friuli e cosa avvenne in varie località friulane
che la storia, appunto, la storia ufficiale non ci racconta. Invece il nostro ospite tra l'altro che è un insegnante in pensione, ma è sempre stato un appassionato di storia, un ricercatore storico, tra l'altro è stato anche giornalista, scrittore e ha partecipato a numerosissime conferenze anche su questi argomenti, ci illustrerà molto chiaramente. Ecco qua Ferruccio, a te la parola. Ecco, innanzitutto c'è Friuli e Friuli, questo era il Friuli orientale, detto anche Friuli austriaco, il cui possiamo dire che capoluogo era Gorizia, difatti si chiamava Contea di Gorizia e Gradisca e faceva parte, insieme alla città immediata di Trieste e al Margraviato d'Istria, faceva parte del litorale austriaco che aveva come capoluogo Trieste, faceva parte dell'impero d'Austria dal 1867, Austria e Ungheria. Ecco, la contea aveva circa oltre 3.000 km quadrati, una popolazione di oltre 150.000 abitanti e già dal 1774 aveva la scuola obbligatoria. Questo è un dato molto importante. Dal punto di vista così politico, non c'era il no expedit come in Italia, quindi per esempio i cattolici hanno potuto partecipare alla vita politica soprattutto dal 1907, quando è entrato in vigore il suffragio universale un poco perché le donne non votavano. Comunque lì i cattolici ebbero una forte affermazione. Dal punto di vista politico i cattolici erano legittimisti, i liberali erano un po' versipelli, c'erano parecchi liberali, ma maggioritari erano i cattolici, i socialisti erano nascenti perché si erano sviluppati soprattutto a Monfalcone, dove era stato fondato il cantiere Cosulic, cantiere navale, poi in qualche altra zona, però erano in formazione, possiamo dire. E per il resto anche i socialisti erano legittimisti. Quelli che erano veramente irredentisti erano una pattuglia di repubblicani che però non avevano peso dal punto di vista politico, dal punto di vista elettorale, ecco. E i cattolici non tiravano fuori la questione nazionale in questo senso. Prima di tutto si dichiaravano in gran parte friulani, poi dal punto di vista dell'italianità non c'era dubbio che fossero di cultura italiana. Difatti uno dei due deputati leader del movimento, uno era Monsignor Luigi Faiduti, l'altro l'onorevole professor Giuseppe Bugatto, disse che per essere italiani non occorreva essere redentisti, anzi qui erano più italiani degli italiani perché è facile essere italiani dove sono 40 milioni, ma qui era più difficile perché era un'infima minoranza, tra cui un po' il Trentino e l'Istria, no? Ecco, e non hanno mai avuto queste mire irredentistiche, mai, ecco. Sono stati sempre legittimisti e hanno avuto una vita politica molto attiva perché hanno mandato già nel 1907 due deputati in Parlamento, mentre nella dieta provinciale, cioè la provincia che aveva autonomia amministrativa e autonomia legislativa. Questo era un dato importante e riuscirono a essere al governo soltanto nel 1913 quando si allearono con i cattolici sloveni che prima erano alleati dei liberali. Questo era il panorama e dal punto di vista così culturale c'era una situazione buona in quanto i primi del Novecento erano praticamente tutti alfabetizzati. Ecco, questa era la situazione. Dal punto di vista economico non c'era male, ecco, difatti 40.000 italiani, i cosiddetti regnicoli, venivano chiamati i regnicoli, venivano a lavorare in Austria. C'è anche una corrente di pensiero che esalta, oltre il dovuto alla situazione economica austriaca, non era così perché si emigrava anche da qui e come si emigrava, ecco. Non dobbiamo santificare la situazione perché era una situazione
di accordo e anche di lotta all'interno anche degli stessi cattolici. C'era la lotta contro i socialisti, contro i liberali, ecco, era una vita politica piuttosto effervescente e molto viva. Certo è che i deputati Faiduti e Bogatto visitavano ogni paese, ogni minimo paese, quella volta si andava in carrozza e il massimo in auto, ma tutto, anche il minimo. Ecco, questo si può dire che quando suonavano il campanello i deputati rispondevano. Beh, una bellissima notazione. Sotto sotto potremmo fare anche dei paralleli con la situazione attuale, ma questo esula dal nostro incontro. Allora, senza essere così, quando parliamo di Austria, parliamo con ammirazione dell'amministrazione, della scuola, non abbiamo nostalgie di piume, imperatori e cose del genere, ecco, Dio ne guardi. certamente, certamente. Dunque, dopodiché esplode il primo conflitto mondiale, la grande tragedia, diciamo, del primo conflitto mondiale. E cosa avviene su questo territorio? Quale fu l'approccio della popolazione a questo conflitto, appunto, e cosa avvenne e quale fu il comportamento, possiamo dire purtroppo, anche di alcuni reparti militari italiani? E allora dal punto di vista così storico è emblematico quello che disse una signora su un tram triestino, ecco, ed è riportata tra l'altro da uno scrittore triestino irredentista. Dice, noi doveva farne questa rivolta agli italiani, era già un anno che soffrivimo, era già un anno che eravamo in sofferenza perché la guerra qui era scoppiata nel 1914, anche mio nonno era già in Galizia nel 1914, ecco. E la guerra qui è stata presa come un tradimento dell'Italia. Il vescovo stesso disse, questa infida alleata che ci ha tradito, il grande vescovo Monsignor Francesco Borgia Sedè, il principe arcivescovo di Gorizia, e fu una terribile sorpresa. E difatti qui gli italiani intendendo gli aggressori, ecco, non furono ben accolti, nel senso che la nostra gente era in guerra e quando il fronte si spostò verso Gorizia sul Carso, la gran parte del Friuli orientale dovette andare in esilio in Stiria e in Carinzia. Qui si sviluppò una caccia all'austriaco, erano austriaci, non potevano che essere austriaci. Una delle parole più sciocche che venne inventata, che è ancora in voga, è austriacante. Che cosa doveva essere uno che era nato in Austria se non austriaco? Non capivano la differenza fra Stato austriaco e nazione o cultura friulana e italiana, ecco. Ci fu un internamento, deportazione di molti. Un mio amico Giorgio Milocco adesso ha tirato fuori 2500 nomi di persone che sono state internate, deportate in pratica, detto in termini. E poi quello che scompaginò veramente tutto il panorama sia politico che religioso che amministrativo è che 60 preti, 60 sacerdoti su 80 dell'arcidiocesi di Gorizia, italiani, friulani e sloveni, furono internati 60 su 80, quindi in pratica qui vediamo nella fotografia alcuni di essi, no? Il primo a destra seduto era Monsignor Carlo Stacul, per dire che uomo fosse era uno che aveva fondato banche e morì povero. Quello fu il coordinatore dei preti in esilio in contatto con l'ambasciata slovena, l'ambasciata spagnola che era in contatto con l'ambasciata austriaca. Ecco, qui abbiamo il fiore di questi sacerdoti. Ecco, il primo a sinistra in alto fu trattato in maniera bestiale. Anche il nostro parroco, Monsignor Don Mesro Piustulin, il parroco di Visco, fu subito il 24 maggio stesso, fu arrestato
portato a Palmanova dove fu vittima della plebalia, non dei palmarini, di certa plebalia palmarina super nazionalista che lo picchiò, lo sputacchiò e furono messi in prigione. Tutti i 60 furono mandati anche in prigione e anche a lungo, qualche mese, senza processo. Ecco, quindi adesso abbiamo ristampato un libro, Storia di preti zontini internati nel 1915 di Camillo Medeo. Questo è praticamente sconosciuto in Italia. Stentano anche a recensirlo, anzi non ce l'hanno recensito neppure, io l'ho mandato a un settimanale cattolico e ha fatto finta che non ci fosse. Io credo che prendo le parole dell'autore di questo libro: tacere verum estam quam falsum dicere. Tacere la verità è come esaltare la falsità. E difatti, in pratica, solo nella mia famiglia furono internati in 3 in Sardegna, ecco, tanto per dire, e non avevano fatto proprio niente di niente. Uno era maestro di posta, aveva insegnato lì in austriaco ai ragazzini, e cosa doveva insegnare? Erano in Austria, e sua madre, poi di 60 anni, che quella volta era ritenuta di un'età veneranda, e lo zio, uno zio di mio padre, che era cantore di chiesa, e anche lui aveva partecipato alle funzioni in favore dell'Austria, in favore della vittoria austriaca, e fu internato in Sardegna. Quello fu l'unico a stare meglio, perché peggio di così non poteva, aveva tanta miseria che lo alzava di peso, ecco. E comunque io ho conosciuto gente internata per niente, internata per niente. L'accusa era austriacante, faidutiano, cioè favorevole a questo grande sacerdote che è stato Monsignor Luigi Faidutti, che ha fatto avanzare gli artigiani e i contadini friulani del Friuli austriaco con la cooperazione, eccetera. Non capirono, per dire la verità, non capirono il movimento operaio. Difatti gli operai furono tutti quasi schierati con il socialismo, ecco. Avevano tagliato l'erba sotto i piedi ai ricchi. Io credo che fosse stata una vendetta dei liberali, in pratica, no? Difatti i quali tra l'altro fecero un danno enorme, perché quando passò con l'Italia questo territorio, elessero alle prime elezioni 3 sloveni e un socialista, quindi avevano completamente scompaginato il panorama politico. Certamente, e tra l'altro vorrei notare anche qualcosa che ci ha detto il nostro ospite, internati in Sardegna, cioè noi pensiamo, oggi la Sardegna è una meta di vacanze, noi possiamo anche immaginare come cosa ha causato già questo internamento, prima di tutto in queste persone, e soprattutto un trasferimento in Sardegna, cioè sarebbe quasi come oggi qualcuno che fosse internato dall'altra parte del mondo, possiamo dire. Tornarono con la malaria, non pochi. Ecco, appunto. Allora, abbiamo già visto qualcosa di particolare, abbiamo già capito che tutta questa storia, per esempio, dei sacerdoti è stata sottaciuta, e ancora oggi è stato steso un velo di nebbia piuttosto pesante su questa situazione. E poi arriviamo a quello che avvenne in un piccolo comune che si chiama Villesse, dove ci fu effettivamente un qualcosa di veramente, veramente tragico. Prego, Ferruccio. A Villesse, io mi ricordo quando ero ragazzo del 1955, quando misero in circolazione il film su Sissi, nel buio della sala cinematografica della parrocchia, quando suonò l'inno imperiale, tutti i villessini, soprattutto gli anziani, si alzarono in piedi sull'attenti per l'inno imperiale. Non erano nostalgici, ricordarono i tragici fatti di Villesse. Che cosa era successo? Era successo che un maggiore
con il suo reparto, era arrivato a Villesse e venne una piena di un torrente che è adiacente al paese, il torrente Torre, e pensò che avessero mollato le chiuse o cose del genere, per cui si sentì in pratica bloccato, perché verso ovest c'era questo torrente in piena, verso est c'erano gli austriaci, e quindi durante la notte aveva già fatto durante il giorno, fece ammassare delle fascine per fare una barriera per bloccare due strade, e mise circa 150 persone come ostaggi. Durante la notte successe una sparatoria e l'indomani ci furono quattro morti e uno che morì dopo, cinque morti, tutti con pallottole italiane, no? Non si trovarono altre pallottole. E il prete che fece finta di essere morto, ecco, Don Nicodemo Ple, tra l'altro era laureato a Vienna in teologia, e per vedere se era vivo ricevette un calcio nelle costole. Poi, quello che peggio, furono portati vicino al torre, e il prete, sempre il sacerdote, per difendere i suoi, intervenne e si prese una sberla dal maggiore Citarella. Poi, quello che peggio, venne fucilato anche un giovane trovato con delle carte che doveva portare per i suoi doveri d'ufficio. Nella tragedia era un filo italiano, due erano tra i più filo italiani del paese, e poi molti furono mandati al confino in pratica, per cui in questo paese ci sono ancora le tombe, come avete mostrato, e in questo paese ancora ci si ricorda di questo fatto, tant'è vero che recentemente, dove stava per annegare l'imperatore Carlo, che era venuto in visita alle truppe dopo Caporetto, e siccome sua madre aveva voluto che fosse eretta una cappella, adesso è stata ricostruita da giovani di Villesse, da un'associazione che si chiamano i Blaudins di Villesse, che ha fatto ricostruire questa cappella in onore del salvataggio dell'imperatore Carlo. Ecco, ma non è nostalgia, è ammirazione per il funzionamento dello Stato e soprattutto della scuola. Tant'è vero che sempre in questo paese, appena fu tolto l'insegnamento della religione, che poi sarà reintrodotto, no? E le donne andarono gridando in comune a casa al prete: vadano a casa loro che nessuno li ha chiamati. Ecco, le donne gridarono così. Ecco, questo successe, ma successero tanti episodi. La faccenda degli internati, migliaia, dico, si tratta di migliaia, ma tutti dicono: ma questo succedeva in ogni caso. È chiaro che succedeva in ogni caso, ma qui era stato fatto da quelli che si presentavano come fratelli, e lo metto tra virgolette, e liberatori, altrettanto tra virgolette. Ecco, furono internati anche dalla polizia austriaca, certo, però quello era il nemico, ma qui erano i fratelli. Ecco, e per quanto riguarda anche gli internati, alcuni sacerdoti, pochi sacerdoti filo italiani, furono internati, Monsignor Faidutti, Luigi Faidutti, che era il deputato, si adoperò anche per loro, Qua non possiamo dire che c'erano angeli da una parte e diavoli dall'altra parte, certamente, no? Sarebbe antistorico, però di questo non si è mai parlato. Qui non fu una liberazione, ma fu una occupazione. Certamente, certamente. Ecco, e questa è una parte delle storie scomode che solleveremo oggi con il nostro ospite. Ora, prima di proseguire, se il nostro ospite ci permette, vorremmo far passare un brevissimo spot pubblicitario del nuovo numero della nostra rivista, che dal 10 di gennaio è disponibile in modo del tutto gratuito e in versione digitale sul nostro blog. Mentre passa lo
lo spot, metteremo una barra in basso per indicare il sito dove i nostri amici e tutti coloro che fossero interessati possono scaricare la nostra rivista. Ecco, appuntamento fra una trentina di secondi. Ecco qua, siamo ritornati in rete con il nostro ospite. Ripeto, sotto di noi passa un banner con l'indicazione del nostro sito dove potrete trovare questo numero di Dialogo Euroregionalista e anche quelli precedenti. Speriamo veramente di creare un po' di interesse su questa rivista, perché è veramente dai commenti che ci arrivano da tutta Europa è una rivista interessante e fatta in modo decente. Lo descrivo solo decente in quanto io sono anche il capo redattore di questa rivista e non voglio attribuirmi troppi meriti. Dunque, ritorniamo al Friuli, ritorniamo alla storia scomoda e a questo punto facciamo un balzo temporale in avanti e andiamo in un periodo in cui era già praticamente presente in Italia il regime fascista e quindi con tutto quello che ne consegue, le varie guerre, la seconda guerra mondiale. E andiamo soprattutto nel territorio dove abita il nostro ospite, parliamo del comune di Visco. Ecco, cosa ha scoperto il nostro ospite e cosa ha approfondito? Un qualcosa di anche qui poco conosciuto, anzi direi proprio cancellato. Stiamo parlando del campo di concentramento presente proprio a Visco. Prego Ferruccio. Allora, premessa, fu lo stesso demone del nazionalismo a provocare questo. Ecco, qui da noi poi mandarono insegnanti da altre parti d'Italia, tra l'altro meno preparati, perché qui ci si diplomava a 19 anni e là a 17, quindi meno preparati, eccetera. Un esercito, si cambiò il nome delle vie, delle strade, che tra l'altro a Gorizia erano nella stragrande maggioranza, la toponomastica era italiana, perfino il nome delle osterie, al Friuli Redento, alla Vittoria e via discorrendo. Quindi il fascismo attecchì facilmente, perché il nazionalismo esasperato tracimò immediatamente nel fascismo. Il fascismo di frontiera fu ancora peggiore dell'altro fascismo. Ecco, adesso torniamo ad un'altra guerra. 6 aprile 1941 l'Italia invade la Jugoslavia. Quando si dice in una settimana occupa, ecco, il soldato italiano, eccetera, eccetera, nessuno ce l'ha con i soldati, contro i soldati italiani, per l'amor di Dio, furono comandati di fare quello che hanno fatto. Però il 6 aprile 1941 non fu solo l'Italia che aggredì la Jugoslavia, ci fu anche la Germania nazista, la Bulgaria, la Romania e l'Ungheria, quindi in pratica era aggredita da tutte le parti. E da lì è cominciata la resistenza, pian piano la resistenza dei vari popoli della Jugoslavia. E così, pensando di tagliare la testa alla resistenza, chi si interna, chi si deporta? I giovani e gli intellettuali, così un popolo viene subito scotennato, viene subito avvilito. Ecco. Ci furono questi campi di concentramento
parlo di uno dei più terribili sul quale abbiamo fatto un libro, Arbe, Rab, no? Lì in questo campo di concentramento morirono 1500 persone, qualcuno dice di più, qualcuno dice qualcosa di meno, ma hanno riesumato 1200 cadaveri, quindi potremmo essere sulla verità, morti in gran parte per fame. E io ho trovato un diario in cui un soldato italiano, un medico tenente, notare medico tenente, non tenente medico, ecco, descrive la morte per fame. Per far dimenticare intervenne il vescovo Srebrenic, che tra l'altro era un goriziano, il vescovo di Veglia. Il Vaticano intervenne e anche vedendo questa mortalità altissima decisero di portare molti di quelli che erano prigionieri lì in altre parti, nel campo di concentramento di Gonars, che era già esistente dal 1941, però era stato costruito per i prigionieri russi che sarebbero dovuti venire dopo l'aggressione alla Russia, invece vennero soltanto 6, furono portati là e in parte a Visco. A Visco il campo durò poco, fu deciso nel 1942 per in pratica sgonfiare il campo di Arbe ed entrò in funzione nel febbraio del 1943 e durò fino all'8 settembre 1943. Qui morirono soltanto, lo metto tra grandi virgolette, soltanto 25, e in gran parte mi scrisse un medico che ho interpellato, uno dei medici del campo, e mi scrisse che erano già defedati, arrivavano già da Arbe. Però guardate che nei campi di concentramento fascisti italiani l'appetito era un qualche cosa di ideologico. C'era un generale che si chiamava Gambara o Gambara che disse che un internato giù di calorie era in pratica un internato tranquillo, per cui anche quando chiesi, anche a Visco, che era stato fatto per far dimenticare Arbe, ecco, e quando chiesi a un tenente, ho avuto la fortuna di trovare un tenente di quel tempo che era nel campo, gli chiesi com'era il cibo a Visco. Pensò un poco, poi mi disse carente. Per dire la verità, l'aiutante maggiore del campo, il tenente Raffaele Covata, mi ricordo un napoletano, disse che mangiavano tutti nella stessa pignata, però non era vero. Forse alcuni mangiavano anche nel campo, alcuni ufficiali, ma la gran parte mangiava fuori. Ecco, e tanto per far capire qual era il concetto del virgolette appetito lì nel campo, il tenente in questione, quello di cui ho parlato prima, che era un tenente del Genio che aveva fatto le latrine del campo e l'impianto idrico per 10.000 persone, era fatto il campo, non furono mai più di 3-4.000, ma 10.000 persone e anche bambini. Per fortuna non morì neanche un bambino. Ecco, mi disse che quando chiese di avere degli operai, perché gli operai erano tutti al fronte naturalmente, no? I maschi, tra gli internati, disse che per pagarli li pagavano con un piatto di minestra in più, capite? Un piatto di minestra in più. Ecco, e qui io mi sono reso conto di questa storia nascosta quando, abituato come altri studenti del nostro parroco a frequentare l'archivio parrocchiale, trovai, e non doveva stare lì, doveva stare in altra parte, il registro dei morti. E questi chi sono? Ho detto, a un certo momento ho parlato a casa, mio papà disse, anch'io ho portato delle lettere di un cappellano che era Arbe, le ho portate nel campo di concentramento di Visco. Allora cominciai a orientarmi, ecco, e mia sorella, che ha 92 anni e si ricorda bene ancora la questione, mi raccontò che era venuta a dormire in casa nostra una portinaia delle Orsoline di Gorizia che portava, per un fratello di una Orsolina, portava un pacco nel campo. E difatti i pacchi nel campo furono la differenza fra la fame e la sufficienza, tra virgolette, no? Arrivavano dei pacchi, non pensiamo a capone e champagne, arrivava strutto, arrivava qualche po' di lardo, pane raffermo, ma questo che bastava per limitare anche
la debolezza e quindi le morti. Il pacco era un'ossessione, tant'è vero che un poeta lì, Igor Gruden si chiama, ha composto 19 poesie nel campo di concentramento di Visco. Abbiamo fatto un libro ultimamente, Sognando la libertà, con un mio amico sloveno che si chiama Ivan Mogric. Ecco, dice che c'era l'ossessione del pacco, arriva il pacco, non arriva. Io ho conosciuto due dell'internato, un'internata che si chiamava Slavenka Widur, e le ho fatto anche l'orazione funebre. Quando è morta mi hanno chiamato i figli, e abitava a Osopa, aveva sposato un italiano, internata a 17 anni, lei era croata, e uno sloveno che è ancora vivo a Lubiana, che era stato internato a 7 anni, suo fratello a 6, con la mamma di una vicina ai 40, una sorella di 16, una di 18, poi venne anche un fratello di 14 da Arbe. Immaginiamoci come riuscirono a imbucarlo in cucina. Il padre era internato a Arbe, questo per dire com'era la situazione, no? E questo bambino addirittura, che adesso è ovviamente un po' più vecchio di me, mi ha fatto anche lo schema di come erano le baracche e le tende. Pensiamoci, stavano in baracche e in tende, perché avevano fatto il campo lì. Avevano fatto il campo lì perché c'era stato un ospedale attendato, l'ospedale attendato più grande in Italia nella prima guerra mondiale. Poi era diventato, avendo 20 costruzioni in muratura, un campo profughi per i profughi del Piave dopo Caporetto, e dopo era attorno a questo nucleo, che era il cuore logistico del campo, avevano allestito tende e baracche precostruite e tende da 70 persone. Ecco, immaginiamoci un inverno, cosa voleva dire un inverno in tenda, no? Un inverno in tenda, per fortuna ne passarono soltanto uno, quindi i morti furono, ripeto, tra virgolette, pochi. Questa era la vita del campo. Uno mi disse qual erano ho conosciuto un altro internato di Gonars che mi disse che un giorno si guardò le punte dei piedi e ancora un po' si rovesciò perché l'appetito era enorme, sconfinante nella fame. Poi era il non aver niente da fare, ecco, e il sentirsi sottovalutati da quelli che erano i loro guardiani, perché dicevano: voi non siete niente, siete una razza inferiore. Naturalmente, quando dicono che il razzismo fu inventato nel 1938, sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Pensiamo solo all'occupazione dell'Etiopia, e poi si educava alla razza. Io ho trovato un quadernone di una ragazzina che aveva scritto per dettatura, e aveva fatto anche dei bei disegni. Ecco, tutta l'educazione alla razza, al disprezzo degli altri. Dico solo un'espressione: la famiglia è la cellula della razza. Questo si dettava a bambini di 9 anni. Nel 1900 questo è 32. Per forza che doveva sconfinare in quello che è stato poi il dramma dei campi di concentramento, che ci sono stati tanti. Qui c'era quello di Gonars, che era per 10.000 persone, quello di Visco, che era poi un campo di transito a Strausen, in un'ex fabbrica di filatura. Poi c'era quello per le donne alla Castagnavizza, un monastero di Gorizia, e ce n'erano tantissimi anche sparsi in tutta l'Italia. Poi a Monigo, Treviso, poi a Chiesa Nuova, Padova, a Cairo Montenotte, vicino in Liguria, e poi Fraschette nel Lazio, in Umbria e in Meridione. Ne ha scritto Carlo Spartaco Capogreco nei Campi del Duce, pubblicato da Einaudi. Bene, cioè no, bene, no, non bene. Purtroppo una tragedia nella tragedia della guerra mondiale. Ecco, però sappiamo che il nostro ospite si è speso molto per la preservazione di questa memoria storica relativa
al campo di Visco, e mi sembra che abbia anche ottenuto dei risultati in mezzo a molte difficoltà, in mezzo a molte vicissitudini. Mi sembra che oggi il campo di Visco possa rappresentare veramente un luogo di memoria storica. È così, Ferruccio? E nel 1991 ero in amministrazione comunale, mi occupavo della cultura nel nostro microscopico comune, e comunque è un comune che è stato per 5 secoli sul confine. Voglio dire che il campo qui è una bestemmia dal punto di vista spirituale e sociale, proprio perché era sul confine. Ora, confine è vero che vuol dire separazione, ma vuol dire anche confini che si toccano e si scambiano. Ecco, questo, quindi un campo di concentramento, privare della libertà in un posto dove è deputato allo scambio tra culture, è una vera bestemmia sociale e morale. Allora, l'abbiamo ricevuto dalla regione, che l'aveva ricevuto dallo Stato, e questo campo, il campo aveva 180.000 metri quadrati, la caserma, che poi è diventata caserma quando sono andati via, ecco, quando è finito il campo, è diventato deposito della Wehrmacht, dove si è svolta un'operazione di comando di partigiani che hanno portato via un camion di armi. Si potrebbe fare un film, no? Poi è diventata sede del reparto di finanza e dei carabinieri nel 1947, che sono andati a prendere possesso di Gorizia quando è tornata italiana, e poi caserma. Quando nel 1996 c'è stata la caserma, noi abbiamo fatto di tutto per avere quello spazio, anche dal punto di vista economico e dal punto di vista culturale. Ora, nel 1900 noi avevamo fatto un programma di valorizzazione di questo campo, abbiamo perso le elezioni proprio per quello, perché non siamo stati capiti in questo. Altri promettevano posti di lavoro infiniti, tutte queste storie, supermercati eccetera. Ovvio che abbiamo perso le elezioni, per cui questo campo era in pericolo di diventare un qualche cosa che non avrebbe più ricordato niente di niente. Allora ci siamo messi d'impegno, mi sono messo, io non per parlare di me, mi sono messo d'impegno per chiedere il vincolo da parte del... Questo è stato fatto dopo, questa foto è stata fatta dopo, faceva parte del campo. E ci siamo messi d'impegno per salvare possibilmente tutto il campo, cioè 120.000 km quadrati, 120.000 pardon, metri quadrati. E un mio amico ingegnere, l'ingegnere Claudio Simeon, mi diede una mano dal punto di vista tecnico, e un architetto che conosceva bene anche la legislazione, l'architetto Scagliarini, ecco, si chiamava Ivo Scagliarini, e lo ricordo con affetto perché è morto. Lui votava il Movimento Sociale, mi disse che è giusto ricordare questo. Io non votavo il Movimento Sociale, naturalmente. È giusto ricordarlo, e mi ha dato una mano. Abbiamo lavorato insieme con la soprintendenza, devo fare delle lodi proprio sperticate alla soprintendenza. Quando si parla di burocrazia e via discorrendo, siamo stati più di 9 anni a colloquiare, però siamo arrivati a salvare, e loro intelligentemente non è che hanno vincolato tutto il campo, ma 70.000 metri quadri, proprio il cuore logistico del campo, quello che avete fatto vedere prima nella piantina, circondato ecco, proprio da quest'acqua. Intorno c'erano le tende, qui invece restano delle 20 costruzioni di murature, ne restano 17, quindi siamo nel campo più ben conservato d'Italia. Ecco perché vogliamo conservarlo, per questo siamo riusciti a farcela, anche addirittura contro un assessore del PD, io voto PD, contro un assessore del PD che sosteneva che basta un pezzetto perché tanto qui è tutto falso, c'è la copertura in Eternit, ma la pianta è quella, le costruzioni sono quelle, è chiaro che essendo stata caserma poi fino al 96 qualche cosa è cambiato. Allora, perché questo?
Questo ce l'ha suggerito anche Boris Pahor, il grande scrittore sloveno, che è venuto a visitarlo, e lui di campi di concentramento se ne intendeva, e ha scritto del campo di Visco anche in Triangoli Rossi, un libro pubblicato per Bompiani. E lui ci ha suggerito di proporre un centro di documentazione per i campi del nord-est, ecco, e per i campi anche dell'ex Jugoslavia, di cui poco o nulla si sa. E poi io avevo pensato, speravo che la provvidenza ci aiuti, di fare un centro di documentazione sulla cultura di confine, studiare l'arte di confine, eccetera, ma non un museo statico di robe vecchie, un museo dinamico dove si crea, si discute, si analizza, si scrive. E poi il mio sogno sarebbe quello di un centro di educazione alla pace. Questo dico perché io sono stato 4 anni, quando ho studiato a Bologna, dal cardinale Giacomo Lercaro. Il cardinale Giacomo Lercaro aveva una settantina di ragazzi di tutto il mondo, tra questi c'ero anch'io. Perché ci aveva preso? Perché non avevamo risorse per studiare, eravamo ragazzi di tutto il mondo, di tutti i continenti. Vivevamo proprio con lui. Io ho dormito 2 anni nella sua anticamera e di mattina gli accendevo la luce alle 5 quando si alzava, per questo mi ha chiamato il Galletto, mi ha dato il soprannome di Galletto. Bene. E lui ci predicava della pace. Sapete tutti che il cardinale Lercaro è stato giubilato, è stato cacciato in pratica dalla cattedra di San Petrone di Bologna, perché aveva fatto un discorso che fece epoca in campo internazionale contro i bombardamenti americani del Vietnam. Ecco, e lui ci educava alla pace, ci rivoltò il detto latino si vis pacem para bellum in si vis pacem para pacem. Se vuoi la pace, prepara la pace, educa la pace, e ha fatto anche i discorsi sulla pace che sono stati pubblicati, credo, dalle edizioni deoniane. Quindi il mio sogno sarebbe di fare un centro di educazione alla pace. Io non sarei un buon insegnante, perché sono sempre stato schierato e vado con la testa bassa, purtroppo, per il mio carattere, però è possibile insegnare la pace. E quando vengono qui tanti, abbiamo avuto 1000 difficoltà, non ci lasciavano entrare con le scuse più varie, che c'erano le cose di amianto. Il problema dell'amianto c'è perché sono le coperture in Eternit, però per fortuna non vola, ecco. Però alcuni lasciavano entrare, altri no, sicché le fibre di amianto lì erano sicuramente ammaestrate. Questi sì, questi no, questi sono cattivi, questi sono buoni. Insomma, è stata lasciata fuori una deputata, sono stati lasciati fuori insegnanti tedeschi e austriaci, eccetera. E quando parlo ai ragazzi, e vengono a centinaia, e se ci fosse un po' più di buona volontà verrebbero a migliaia, ma sono già venuti qualche migliaio, ecco, dico che cosa i ragazzi ti chiedono sempre, che cosa possiamo portare noi? Io parlo sempre di questa immagine: il mare è fatto di gocce, il mare è fatto di gocce. Ecco, vediamo qui il monumento che è stato fatto dai partigiani, pagato dai partigiani sloveni, ecco, sotto c'è la lapide del restauro della chiesa del campo, che non esiste più, è stata battuta dai militari, e sopra c'è la lapide che ho dettato io a ricordo, una lapide semplice, e nel centro c'è la lapide, quella sopra, tradotta in sloveno. Qui vengono a portare le corone nella giornata della memoria anche i consoli dei vari paesi le cui popolazioni erano qui internate, perché qui non c'erano soltanto sloveni, c'erano sloveni, croati, molti montenegrini, e qui difatti è nato il battaglione Orient, che è stato protagonista della resistenza nel Montenegro, e c'era anche qualche serbo e un ebreo, ma non c'entrava con l'affare ebraico, ecco. Insomma, io penso che questo potrebbe diventare un centro non solo una risorsa, ecco, ma me ne hanno fatte di cotte e di crude, soprattutto il comune.
pur di non di dire che era tutto rifatto, che non c'era niente, eccetera. Adesso si sono accorti che è una risorsa e c'è un progetto in atto del quale peraltro non so, sembra quasi che sia un segreto. Questo dovrebbe essere portato in tutte le case, dovrebbe essere diffuso dappertutto. Mentre prima il comune diffondeva dei cartelli qui, questo campo porta sulla gobba di ogni cittadino 90 metri quadri, di ogni cittadino di questo piccolo paese, adesso si sono accorti che è una risorsa. Speriamo bene. E devo dire che mentre c'era il centro-sinistra, poco o nulla è stato fatto per tutelare il campo. Adesso che c'è il centro-destra, sono arrivati i soldi. Speriamo che li spendano bene. Devo dire che pur essendo io non di quella ditta, ecco, il centro-destra si è dato da fare per il ricordo di questo, del campo di Gonars e anche della caserma Piave di Palmanova, dove furono ammazzate più di 400 persone, partigiani, resistenti, eccetera, e sono ancora intatte. Speriamo che qui si faccia non tanto per rinfacciare quello che ha fatto questo, che ha fatto quello, per dire dal punto di vista storico, non rinfacciare, non propaganda, ma storia. E poi educazione alla pace. Benissimo, diciamo che da questo incontro, tra l'altro interessantissimo sotto l'aspetto storico, però sono emersi secondo me dei concetti molto importanti. D'altra parte la nostra associazione si chiama Centro Studi Dialogo proprio perché il nostro scopo è cercare l'evitare, il prevenire la guerra. Certo, e noi vogliamo proprio aumentare la conoscenza anche con questi approfondimenti video, la conoscenza della storia, della memoria, dell'attualità, della cultura. Un attimo, per dire quanto conta il dialogo, riprendendo proprio il vostro centro studi di dialogo, io ho conosciuto personalmente Giorgio La Pira. Quando eravamo da Cardinale lui ci faceva venire dei personaggi notevoli. Passammo un giorno anche con Moro e la sua famiglia, con Aldo Moro, no? Ecco, e abbiamo conosciuto La Pira che ci fece 2 conversazioni. E La Pira è l'uomo del dialogo. Pensare che era un cattolico fervente, democristiano, e fu chiamato da Ho Chi Minh ad Hanoi per tentare una mediazione a livello mondiale. Poi gli americani si opposero, io non sono un anti-americano, però lì gli americani si opposero e non se ne fece nulla. Ecco, quello è un uomo del dialogo. Tra l'altro abbiamo la fortuna di aver avuto qui il postulatore della sua causa di beatificazione, che era il professor Vittorio Peri, il quale scrisse e curò la pubblicazione di un libro fatto dall'Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, di cui sono stato per 2 anni direttore, Le minoranze nella Mitteleuropa. Curò questo libro. Ecco, il nazionalismo aveva fatto declinare i popoli a minoranze da assorbire. Il dialogo è il rimedio a tutto questo. Ci vuole diplomazia e profezia. Ci vogliono i La Pira e i diplomatici. Ecco, la prima cosa che ci dissero quelli dell'ex Jugoslavia quando ero all'ICM per dialogare era: fate parlare la cultura, poi la politica. Ecco, direi che questo è il coronamento di questo incontro che io trovo sia stato interessantissimo e sicuramente sarà reputato come tale anche da tutti coloro che sono abituati ad ascoltarci. A questo punto mi resta poco da fare, mi resta una sola cosa, quella di ringraziare enormemente il professor Tassin per la sua disponibilità. Sappiamo benissimo che ha 3.000 impegni, 3.000 interessi, 3.000 momenti di lavoro e di impegno. Quindi grazie molte per aver partecipato a questo incontro e per aver concluso questo incontro con questo messaggio.
un messaggio di pace, un messaggio soprattutto di collaborazione di culture e giustamente, come ha detto prima, arriva da un territorio che è il fulcro di alcune delle più importanti culture europee che si sono incrociate e spesso anche fuse fra di loro e i cui esponenti hanno spesso collaborato fra di loro. Benissimo, grazie mille Ferruccio della tua partecipazione e un caro saluto a te e a tutto il territorio friulano. E io rinnovo a te e a tutti gli ascoltatori l'augurio in friulano di augurono nons di ogni ben, salute e fortuna. Perfetto, e noi lo riceviamo veramente con entusiasmo. Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata di Incontri sul Web. A questo punto non mi resta che dare appuntamento alla prossima settimana con un altro incontro sul web e salutare tutti in modo molto ma molto cordiale. Salutoni a tutti.